Medioevo, Padova attraversa vari periodi che portano trasformazioni politiche, culturali ed economiche. Ed è quest'ultimo aspetto che andremo ad analizzare. Seguiteci nel mondo del commercio fra i vicoli della Padova medievale. Dopo la caduta dell'impero romano, Padova si spopola e il governo passa nelle mani dei vescovi. In questo periodo il commercio avviene spesso attraverso il baratto, la moneta è quasi in disuso e le vie di comunicazione vengono tagliate e abbandonate. Si avrà un ripopolamento della città e il conseguente ripristino delle vie di comunicazione e della moneta intorno all'anno 1000. Per la precisione, la moneta viene reintrodotta dal vescovo, dietro ordine di Enrico III, nel 1049. Dalla metà del 1100, Padova diventa ufficialmente comune nel 1163. Padova si afferma come una delle città comunali più importanti dell'Italia settentrionale. Il commercio fiorisce nella città. Le materie prime provenivano principalmente dai colli euganei, attraverso vie terrestri, ma soprattutto fluviali, come il canale Piovego e il canale Battaglia aperti in questo periodo. Giungevano a Padova, da cui partivano altre merci dirette a Venezia. La commercializzazione dei prodotti del contado, cioè mettere sul mercato i prodotti provenienti dai territori di campagna, sarà la fortuna dell'aristocrazia commerciale padovana, i cui membri ricoprirono incarichi molto importanti all'interno della vita pubblica. La nuova classe dirigente cittadina, formata dai ricchi mercanti, si scontrò con la nobiltà terriera. Durante la dominazione di Ezzelino da Romano, ad esempio, i proprietari terrieri si schierarono con Ezzelino, mentre, dopo la sua sconfitta ad opera degli Estensi nel 1259, tutti gli incarichi pubblici vennero affidati ai rappresentanti delle corporazioni, dette fraglie. Fondamentale per lo sviluppo economico di Padova nel basso medioevo fu la presenza di una comunità di banchieri fiorentini nella città. In questo periodo i contatti con la città toscana si intensificarono, sia a livello economico che a livello culturale. Infatti, queste relazioni portarono a Padova uno dei più grandi artisti fiorentini, Giotto. Sotto commissione della famiglia di usurai degli Scrovegni, che era intenzionata a migliorare la sua reputazione, Giotto dipinse la Cappella degli Scrovegni, capolavoro dell'arte medievale che prende il nome dai suoi committenti. In questo periodo sorgono i mercati nella zona est della città, in cui si svolge la vendita di pellame, panni e frutta. Nel 1218 viene aperto il mercato coperto sotto il Palazzo della Ragione. Il basso medioevo è considerata l'età d'oro della città. Ma ora colleghiamoci con i nostri inviati speciali nel centro di questa splendida città medievale. Regia, servizio. Andiamo a scoprire i luoghi del commercio in questa città. Nel 1218 venne aperto il Salone, il più famoso esempio di mercato medievale. Ma questo non è l'unico luogo in cui si svolgevano attività commerciali nel Medioevo. Si avevano mercati in Piazza della Frutta, in cui si vendevano guanti, zoccoli e stivali, pellicce e ferramenta. Mentre in Piazza delle Erbe si trovavano le botteghe degli orefici della biada e delle calzature. Qui si trovava anche il macello. L'economia padovana era dominata da artigiani, organizzati in collegi delle arti, ovvero fraglie. I collegi più importanti erano quello della Garzeria, che aveva sede in Piazza Cavour, e quello dei conciatori, che aveva sede nel quartiere Santa Lucia o quartiere Conciapelli. Dal 1921 questo quartiere medievale è stato sostituito da Largo Europa, da Piazza Insurrezione. A Ponte Molino si trovava la sede del Collegio dei Molendinari. Infatti il ponte prende il nome dal mulino medievale che si trovava lì. Altri mulini ad acqua erano presenti lungo tutto il corso dei canali che attraversavano Padova. I principali scali fluviali si trovavano nei pressi del ponte Ognissanti. Dove ora sorge uno dei monumenti simbolo di Padova, un tempo c'era solo un grande spazio vuoto. Stiamo parlando di Prato della Valle, nel quale nel Medioevo si svolgeva il mercato del bestiame.
Altri centri commerciali minori si trovavano in Piazza Duomo, in Piazza Antenore e in quartieri commerciali situati fra la Basilica del Santo, Piazza Garibaldi e Piazza della Legna. Dal centro di Padova è tutto. Linea allo studio.